Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Collio e Quay. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, Food, Wine, Music e sei in pole position. No alla centrale a carbone a Monfalcone, gli obiettivi del nuovo progetto in risposta ad A2A, più posti di lavoro e sicurezza sanitaria ed ambientale, come illustrato oggi per la prima volta dal sindaco Anna Maria Cisint durante la conferenza stampa in previsione del tavolo tecnico in programma mercoledì in regione. Occupazione, sviluppo sostenibile, adeguato alle esigenze del territorio, turismo, sviluppo della portualità e della crocieristica, i temi che sono stati trattati durante l'incontro di presentazione del progetto alternativo alla nuova centrale a ciclo combinato gas e idrogeno proposta da A2A, laddove è situata ora la centrale termoelettrica. Questo è lo scenario che si prospetta nell'area semicircolare della centrale, circa 150.000 metri quadrati di estensione. Si svilupperà un complesso dedicato all'accoglienza delle navi da crociera, con tanto di centro museale dedicato all'energia e di ricovero per le autovetture. Il tutto ovviamente in chiave green. Protagonisti del piano di sostenibilità saranno anche i pannelli fotovoltaici e i sistemi di accumulo per fornire l'energia elettrica alle navi al momento dell'attracco. Un'ottica di rinnovamento, mantenendo in ogni caso ciò che è già presente anche per quel che riguarda il cammino fin troppo tipico. Rivisitato, diventerà un punto di osservazione dal quale sarà possibile vedere oltre all'Italia anche Croazia, Slovenia ed Austria. Un luogo unico, dunque, rivisto sotto una nuova luce e un nuovo pregio. Presenti all'incontro, insieme al primo cittadino Anna Maria Cesinta, l'architetto Francesco Morena, i dottori Matteo Leonardi e Michele Governatori dell'agenzia Ecoclimat Italy e l'assessore Sabina Cauci. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.